Eccoci pronti per un live caffè scoppiettante, perché ieri, Guarda, io ho già voglia di caffè, non so te, ma comunque, insomma, ieri cosa è successo, caro Max? Parliamo di calcio e quindi dell'Inter, l'Inter, anche parliamo dell'Inter. di tutto, tutti i successi. Napoli ha vinto 4-0, il Milan ha vinto 2-0 e poi l'Inter in serata ha vinto 4-0, incredibilmente, perché fino al 60esimo erotti, insomma, c'era un 0-0 ancora molto in dubbio. Poi è entrato Lautaro Martinez e si è scatenato, diciamo. Un po' come Osimhen nel Napoli, in un certo senso. Sì, È dai. entrato ed è cambiata un po' la partita, ecco. Diciamo che hanno vinto tutte le favorite, tant'è che questo personaggino qua ha fatto 6 su 6 perché ha beccato nei pronostici che vi invito a seguire, magari commentando con le vostre opinioni, ha beccato anche Tottenham vittorioso sul Liverpool al 96esimo. Al 96esimo. What can I say? What can I say? A little bit of come si dice? I was just lucky. Ok. E poi è beccato pure, vabbè, il 2 del Real Madrid era scontato, ma devo regalare un puticino gratuito. No, è che ve lo tutti regalate a quanti. voi, bisogna... Insomma, è una partita facile, devo metterla. E poi cos'era l'altra? Aspetta, sempre del calcio estero, Benfica, Porto. Benfica che affronterà l'Inter, no? Sì, adesso poi affronterà l'Inter, insomma, sarà una bella partita di Champions. Insomma, qua a San Vito intanto fervono i preparativi perché oggi giornatona, dopo vi mostreremo la foto della consegna del premio al signor Tony, il DVD di Prometheus della saga di Alien, e poi c'è anche Miss Paese in festa oggi pomeriggio, quindi diciamo la bellezza in primo piano e non solo, ecco. Quindi insomma mercatino, San Vito pullula stamattina, infatti vedete che ci siamo messi in un angolino. Max non so cosa stia facendo, ma comunque lo lasciamo tranquillo. La MotoGP al momento era red flag, cioè bandiera rossa, perché c'era una pioggia terribile. Nel frattempo saluto l'amico Francesco e lo invito a partecipare alla diretta se vuole. E tra l'altro andremo a fargli visita tra non molto, perché insomma il concetto di Live Caffè è anche itinerante, vero Max? Certamente sì, ecco, bisogna, assolutamente. Ogni tanto andremo, assolutamente. Se chi ci vuole, chi ci invita, insomma andiamo. Mentre Max ci può dire qualcosa sul tennis, perché adesso tra pochissimo dovrebbero esserci due partite interessanti. Certamente, no? ma ce n'è stata una super interessante. Qual era? Che è quella della Paolini contro la Haddad Maia. La Haddad Maia brasiliana ha vinto la Paolini incredibilmente 6-4 al terzo. Partita veramente in salita per la Paolini, però poi dopo si è messa sempre meglio, perché sul 3-1 del secondo set in vantaggio per la brasiliana, la Paolini ha incominciato ad esprimere un gioco spumeggiante, brillante, di tanto attacco, di tanta pressione, e la Dalmaia non è riuscita poi a... Salutiamo gli amici della San Vitese Calcio che stanno Benissimo, seguendo e dopo dopo insomma loro bisogna fargli i complimenti perché hanno certamente. iniziato alla grande in eccellenza, a bomba, quindi complimenti, anzi se volete partecipare ci troviamo proprio qua a San Vito, d'altronde è casa vostra, certo. anche casa mia per certi versi, ma insomma comunque la squadra insomma super partes. Abbiamo Francesco, buongiorno, come siamo qua? Ti vedo bronzato con la maglia degli Scaffati e qua ci ricolleghiamo a Calcio 5 Show, ma lo diciamo dopo. Aspettate un attimo che finisco un attimo col tennis, di parlare. Dicevo, la Paolini al primo turno, insomma, al primo turno del torneo appunto di Beijing, WTA 1000, attenzione, WTA 1000 batte appunto la numero 15 delle classifiche del torneo, quindi testa di serie numero 15, e quindi la batte 6-4 al terzo. Oggi ci saranno poi altre due partite, quelle dei maschi, Sinner e Musetti. Adesso vediamo subito, ve lo dico. Allora, aggiornaci in diretta alle 9:10, quindi adesso, tra poco, Alcaraz contro Musetti. Quindi girate dalla MotoGP al tennis. E poi ci sarà più tardi, 9:35, quindi circa, bisogna vedere poi dopo i campi se sono gli stessi o saranno in campi diversi, ci sarà comunque Nishioka contro il nostro Sinner, e lì vedremo un attimino quello che succede. Insomma, Alcaraz è sempre un bel vedere comunque. Alcaraz sì, devo dire la verità, però è chiaro che parte favorito contro Musetti, ma insomma noi ce la giochiamo sempre, perché poi alla fine quello che conta e fare una bella prestazione, perché contro Alcaraz già se ti presenti bene è tanta roba, ecco, voglio dire. Francesco, vai, raccontaci la settimana degli Scaffati. Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Max, ciao Enrico. No, volevo, adesso che parlava Max, me lo inquadro un attimo, e gli volevo dire di Alcaraz un attimo, perché anch'io seguo abbastanza tennis, mi piace,
sia giocarlo che seguirlo, praticarlo e vederlo anche. Ricordo, magari l'avete già detto in qualche puntata, che Alcaraz ha fatto la finale del Challenger di Cordenons nel 2018-19, se non mi ricordo. 19 se non mi sbaglio, ma sì, assolutamente. 19, vero? 19, sì, vabbè. Io l'ho visto in diretta, sì, ero lì in tribuna. Belle cose. No, Si vedeva che era un gran bel giocatore già quella volta lì. Ma lui è sempre stato fin dai tempi di quando era, diciamo, quando l'ha scoperto, perché il suo allenatore, cioè adesso parliamoci chiaro, Ferrer, no? L'ha scoperto, non lui, qualcuno gliel'ha segnalato, questo ragazzo molto promettente, è andato a vederlo e si è reso conto che c'era veramente qualcosa di diverso dagli altri. Ecco, l'ha preso sotto di sé e naturalmente cosa è riuscito a fare? È riuscito a fare quello che è stato anche a breve, per poco, ma è stato il numero uno ATP e quindi sarà un numero uno, diciamo, anche nei prossimi anni, perché Djokovic non è che può vincere sempre, alla fine anche lui dovrà prima o poi lasciare il trono. Però direi che Nadal ha, diciamo, lasciato un bel successore, perché Nadal, come tutti sapete, non credo che potrà rientrare. Dubito fortemente. Ci sarà un addio tipo quello di Federer, insomma, magari in una Ryder Cup o qualcosa del genere. Insomma. Infatti hanno fatto, Francesco, la partita, la sfida, no? Un po' come avviene nel golf, no? La Ryder Cup che l'Europa per il momento sta portando a casa di nuovo, e c'è una sfida, la Laver Cup, tra, diciamo, i giocatori dell'Europa contro gli Stati Uniti, e quest'anno gli Stati Uniti l'hanno vinta nettamente, no? Quindi la squadra di McEnroe ha battuto quella di Borg, insomma, citando altri due fenomeni del tennis. Ma adesso, se vuoi, parliamo di voi e del calcio 5. Sì, no, volevo giusto dire questa cosa qui di tennis che mi sembrava pertinente. Sì. No, niente, allora abbiamo giocato, mi sono informato bene sul nome della squadra. Sì. Ecco perché che si chiama Aotearoa. Beh, è complicata. Se voi la cercate su Google, scrivete Aotearoa su Google, vi compare Nuova Zelanda. Quindi praticamente Aotearoa è Nuova Zelanda nel dialetto Maori, che significa, la terra della lunga nuvola bianca. Porca miseria, Vedi. Tra l'altro la Nuova Zelanda ci ha dato una lezione di rugby. Una pettinata di rugby, visto che insomma, ecco. Vabbè, ma nel senso, cosa puoi fare contro la Nuova Zelanda? Esatto, hanno una tradizione importante la Nuova Zelanda, quindi voglio dire, ci sta che loro... Intanto informati sulla San Vitese. San Vitese, dai, certamente. Intanto che Francesco ci parla del calcio 5. Sì, allora praticamente abbiamo fatto l'amichevole giovedì Come è andata? A casa nostra. Allora abbiamo fatto 2 tempi, visto che i tempi adesso al CSI saranno di 25 minuti l'uno, abbiamo provato, quindi abbiamo fatto 2 tempi da 25, è finita 4-2 per noi, poi abbiamo fatto un altro tempo di altri 25, giusto così per giocare in più, visto che avevamo un'altra ora di tempo. Dopo lì, diciamo, abbiamo fatto giocare un po' tutti ed è finita 6-4 alla fine. Diciamo. Comunque siete contenti, dai? Tutto sommato? Sì, no, sono contento. Adesso ne abbiamo altre 2, quindi abbiamo giovedì di nuovo contro il Pascià Cordenons che farà la Serie B CSI, e poi abbiamo il giovedì 12 ottobre contro la nuova iscritta ASD Servizi CGM. Che mi sembra ti ricordi qualcosa, vero? Sì, mi pare di sì. No, niente, quindi bene, sono contento. Per adesso tocchiamoci, non abbiamo infortunati, quindi al momento siamo abbastanza al completo. Speriamo in questa ultima amichevole di non farci male, che è la cosa più importante, e di far fiato e di amalgamarci meglio anche come gruppo in campo.
Beh, insomma, dai, poi tra l'altro adesso lancio anche, come faccio spesso ultimamente, la trasmissione Caro Max Sì. Calcio 5 Show, che ci vedrà protagonisti, ma soprattutto i protagonisti sarete voi che fate Calcio 5, gli amatori e non solo, perché su Calcio 5 Show il sabato, ogni sabato dalle 13:45 alle 14:15, quindi mezz'ora, dove ospiteremo a spot bam 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 come i gol che ci sono nel calcio 5, uno dietro l'altro, anche se finiscono 0-0 a volte le partite, io ne ricordo una o forse anche due, e quindi avremo modo di ospitare te e altri tuoi, diciamo, colleghi, no? Abbiamo iniziato con delle puntate zero intervistando il presidente del Pordenone Calcio 5, che ieri purtroppo ha perso 3-2 a Cagliari, esatto, nella 2 Elite, mentre il Macan Prata, che sarà la nostra prossima, diciamo, intervista, esordirà il 14 contro il Villorba. Ecco, questo per quanto riguarda la Serie A2. E quindi insomma, ovviamente conteremo sul tuo apporto per fare un po', diciamo, per avere degli ospiti della tua serie. Mi pare che sarete in Serie C, quindi è abbastanza ufficiale, anche se non abbiamo le conferme. Ecco, è sicuro che i falchetti che seguiremo ogni lunedì, intanto c'è una mosca che ci dà fastidio, scusate, ecco. E quindi il lunedì seguiremo i falchetti che sono stati ripescati in Serie B del CSI di Pordenone. Ecco, questo è sicuro, Francesco. Sì, sì. Quindi poteva esserci una partita tra di voi, ma non ci sarà, se non organizzate un amichevole che magari veniamo a vedere. Ma lì vediamo cosa io invito nuovamente il presidente dei Falchetti. Pietro che ci segue, no, Max? Nel frattempo volevi dire della Sanvitese che purtroppo ha perso il derby. Sì, ha perso il derby, però insomma... Con Cordovado, Spal Cordovado, però comunque è sempre a 9 punti. Quindi, certamente, la Sanvitese che gioca in eccellenza, ricordiamolo. Esatto, girone unico. E tra l'altro è quarta in classifica, comunque con 9. Vabbè, ieri hanno perso, ma insomma confidiamo che la Sanvitese la prossima settimana, insomma... L'8 giocherà contro il Maniago. Ah, ecco, vedi, a Maniago non ci possiamo andare perché saremo a Cordenons, vero? Certamente. Allora, confermato il vostro invito per il caffè, sì. saremo in trasferta al caffè. Ah, no, scusa. Non esagerare adesso, non allargarti, insomma, basta un caffè, il cappuccino e brioche, qua, siamo abituati bene, non so. Non c'è problema. Quindi il 15 al Caffè Ritz? No, l'8 perché il 15 c'è la festa mi avevi detto Madonna Rosa del Panzal. Avevo detto 15? E allora avevo sbagliato. No, dipende tutto da quando è il Panzal, che mi pare David ci abbia detto che è il 15, però se non è il 15 facciamo il 22, comunque. No, ma possiamo fare anche l'8, va benissimo l'8. Ecco, potrebbe essere l'8? Adesso ci pensiamo, ci mettiamo d'accordo, così diamo proprio l'appuntamento in casa, diciamo, in quel della città di Cordenons, perché Cordenons è una città, vogliamo dirlo? Sì. Siamo a più di 20.000. Più di 20.000 abitanti, sicuramente sì. Infatti oggi volevo, a proposito di calcio a 11, oggi pomeriggio io seguo la Cordenonese perché sono dirigente accompagnatore anche dei piccoli amici, quindi ieri siamo andati a Polcenigo, oggi seguiamo la prima squadra in casa contro l'OL3. Quindi c'è AC Cordenonese 3S contro OL3 promozione. Bene. Bene, io Max, scusa Francesco, dimmi. No, avevi concluso. Allora noi ci vediamo direi presto su questo canale per parlare di sport e non solo, ma soprattutto di calcio 5, come avrete capito. Beh, certamente calcio 5 sarà il nostro main event, ovviamente come dicono quelli bravi. Ho detto bene, prof? Più o meno, dai, main event, ok. Poi dipende, sai, da dove vieni, perché poi ognuno lo pronuncia alla sua maniera, tu sei dall'Irlanda oppure dalla Scozia, dipende, no? Ok. Bene, allora Francesco ti ringraziamo e grazie ti auguriamo a voi. Una felice domenica, ovviamente ci sarà la Serie A che prosegue e vedremo la tua Juventus cosa combina e se risponde
in quel di Bergamo alle squadre che hanno vinto, diciamo, ieri. Ma Sarà una bella partita a Bergamo. Sarà una bella partita, sì, anche secondo me. Tra l'altro ore 15, ore 18? Ore 18. Ore 18. E lì vedremo di che pasta siete fatti. Esatto, sicuramente sì, poi non si sa come è finita la MotoGP, ma sicuramente David la starà guardando e magari tra poco ci aggiorna. Ma insomma ci sono stati degli eventi, perché ieri c'è stato il basket. Insomma, ma vedi che ci stavamo dimenticando la cosa più importante, e cioè che fra poco, mannaggia sta mosca, è quella di David Cronenberg, quella che è andata dentro la capsula. Anche Maurizio, qua parliamo di cinema, ecco. Dai, povero. Ecco, pace all'anima esatto, sua. Pace all'anima sua. Comunque volevo dire, no, che l'evento più importante, adesso rimaniamo seri per un attimo, è che fra pochissimo, un'ora e mezza circa, sarò in compagnia degli amici dei Barziliani Bacide di Calcio 5, poi, che festeggiano il ventennale, e mi hanno invitato, in quanto anche ex giocatore, una volta, prima che appendessi le scarpe al chiodo. A lui l'hanno invitato, complimenti. No, hanno invitato anche lui, ma lui ovviamente c'ha altre robe da fare, no? Anche di tennis importanti, no? E quindi, insomma, vi racconteremo da vicino questa festa, dai. Quindi aspettiamo di fare tra 20 anni quella dello Scafati Futsal, ovviamente. Sì, farai una diretta? Faremo una diretta, sì, assolutamente, quindi seguiteci, perché sarà ovviamente su questo canale, ormai il Calcio 5, insomma, lo seguiremo. Mi domando poi la mosca come mai continua a fermarsi su di noi. No, ma La Mosca è un film molto particolare, se vuoi ne parleremo nella prossima puntata. Tanto salutiamo Andrea che si è appena collegato. Andrea era si vede che ieri sera ha fatto tardi a Roma, sai com'è, no? Anche perché poi ieri ha fatto una bellissima diretta dove... Vai, c'è Francesco che alza la mano, vai. No, volevo solo dire una cosa. No, finite quello che stavate dicendo. Abbiamo finito, prima che ci mangino le mosche. Perché non ride mai, vabbè. Vai, dimmi. No, volevo condividere con voi quest'altra chicca della Scafati, che ormai il nome purtroppo ci porta a essere delle chicche clamorose. Sì. Allora, cosa succede? Condivido praticamente sui social la storia della partita, ok, dell'amichevole. Cosa succede? Vedo sulle condivisioni e vedo che una persona condivide attenzione, la storia dell'amichevole, insomma, che dobbiamo fare contro il passaggio, vedi. Ok, vado a vedere che questa persona, insomma, strano che mi condividano l'amichevole. Ci sta. No, ma tipo se lo fa tipo, che ne so, Sportissimo Channel oppure un'altra pagina di futsal, ok. Vado a vedere la persona e vedo che vive a Scafati. Mi pare giusto, no? Ma ce n'è un'altra bella, perché sapete che Francesco ogni tanto lo becchiamo in mensa, no? Dove si va a mangiare, in pausa pranzo, no? E quindi ci ha raccontato anche che una certa squadra di basket che gioca stasera contro la Virtus Bologna, e qua mi riaggancio al basket, che ieri purtroppo ha visto Cividale perdere di 6 punti con Verona in A2, ma in A1 stasera c'è Scafati contro Virtus Bologna, ore 19:30. Scafati ti segue, Scafati Basket, la Givova. Che ci segue. Givova Scafati, tra l'altro. Quindi io direi che la Givova potrebbe sponsorizzarvi a questo punto, per la proprietà transitiva. Abbiamo già l'accordo con Ioma, quindi a posto così. Annaggia, siamo noi gli unici che non abbiamo sponsor. Parleremo con quelli di Givova, visto che l'abbiamo detto già 2 volte, insomma, non c'è 2 senza 3. Ti dico ciao Givova e buona giornata a tutti, buona domenica. Seguiteci fra un po' per la festa del Barziliani Bacide. A tutti voi e grazie Francesco. Insomma, buon proseguimento e seguiteci. Buona domenica, ciao.